Oggi vi voglio presentare una forbice a batteria speciale. Speciale perché si può applicare anche ad un'asta telescopica. Vediamo solo un attimo alcune caratteristiche di questa forbice. Sono delle forbici con le batterie di ioni di litio, quindi non hanno effetto memoria, possono essere caricate quando si vuole. Questa forbice, che è la Magma 35, ha un'apertura e quindi una capacità di taglio di 35 mm, quindi 3 cm e mezzo. La confezione è completa di 2 batterie, quindi posso lavorare 6 ore, 360 minuti, e ha la possibilità di lavorare con la lama sia in progressivo, cioè taglia, continua ad andare giù, se rilascio torna indietro, oppure diretta, do il consenso e lei taglia. Posso anche parzializzare il taglio a mio piacimento. Qui ho un display che mi segnala quanto è lo stato di carica, mi dice quali sono la quantità dei tagli che eseguo ogni volta parzialmente. Quindi qui se io tengo il grilletto in una posizione, lo memorizza e poi lui continuerà a tagliare su questa posizione. Poi tengo chiuso e quando mi darà i segnali di questo tipo qua, ritorna ad essere aperto. Dopo il quarto bip ritorna ad essere aperto. Ottime lame, molto semplice anche da manutentare, infatti nella valigetta c'è tutto il kit per la manutenzione. E la particolarità di questa forbice è, come vi dicevo, è che la posso applicare a questa asta. Quindi posso andare da altezze minime di 2 metri, solo l'altezza dell'asta, quindi più la persona, mettiamoci un altro metro, un metro e mezzo, quindi una altezza minima sui 3 metri, e tutta aperta, questa è 3,25 m, compresa diciamo la punta della forbice, quindi 3,25 m, aggiungiamo un altro metro, 1,20 m, andiamo ben oltre i 4 metri, 4 metri e mezzo arriviamo. Quindi è uno strumento che può essere indicato sia per un privato, ma può essere indicato anche per un manutentore, chi deve puntare gli olivi, che fa molto lavoro anche da terra possibilmente, ma soprattutto per come la vedo io è uno strumento di lavoro che mi allevia molta fatica e che mi permette di rimanere in sicurezza, cioè con i piedi a terra, e svolgere il lavoro in altezza. Adesso la chiudiamo e la applichiamo alla nostra asta telescopica, che è sempre fatta molto bene da stocker, ha un'impugnatura molto morbida. Andiamo ad applicare la batteria nella parte finale dell'impugnatura. Tac. E poi andremo a applicare la forbice nella parte più alta. Vado a imitare la batteria e poi lo vado a riporre nella sua sede naturale, dove vedo che ho la parte dell'accensione libera, e così, e poi lo vado a chiudere. Doppia chiusura, anche in questo caso ben fatta, sopra e sotto. Quest'uncino mi dà una mano per togliere i rami che magari una volta tagliati rimangono in mezzo alla vegetazione. Dopodiché non faccio altro che fare in questa maniera, do l'accensione e provvedo da questa parte qui, doppio clic e do il comando. E nel momento in cui voglio aumentare l'altezza, come tutte le aste stocker di ultima generazione, tolgo il fermo, vado a spingere in questo punto qui e libero dei pezzi di asta telescopici. Ecco, tenete conto che il controsoffitto è a 3,5 metri. Siamo attorno al peso complessivo con forbice e asta attorno ai 2,4 kg complessivi. Se voglio ridurre non faccio altro che fare l'operazione opposta e andare nel foro predisposto per
Se l'articolo vi può interessare non fate altro che cliccare nel link in descrizione. Ciao a tutti e buon taglio e sicurezza.